Scontro tra due vaporetti a CTV questo pomeriggio verso le 16 all'altezza dell'approdo del Ponte delle Guglie a Venezia. Ferita pare in modo lieve una ragazza, una turista, a bordo di uno dei due mezzi è rimasta colpita dalle schegge di un finestrino che si è infranto nella collisione, mandando le schegge appunto all'interno della cabina passeggeri. L'incidente tra il diretto da Murano a Piazzale Roma e un altro battello della circolare 4.2 che proveniva dal senso opposto e che ha centrato in pieno il primo con la prua che ha sfondato i finestrini della cabina di poppa. La ragazza è rimasta ferita, subito soccorsa, è stata portata in idroambulanza all'ospedale civile di Venezia. Secondo fonti della Polizia Municipale di CTV, le sue condizioni non destano preoccupazione, avrebbe riportato qualche ferita da taglio. Spaventati ma fortunatamente incolumi, riferisce l'azienda di trasporti, le altre persone che si trovavano a bordo insieme a diversi bambini.